Genetliaci, commemorazioni, ricorrenze di oggi con Pierluigi Pellegrin. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Ed eccoci qua con genetriaci, ricorrenze e commemorazioni. Scompaginiamo, è una giornata piena di problematiche, scompaginiamo l'ordine dei fattori, il prodotto rimane uguale e poi lasceremo naturalmente i microfoni a è tutto un magna magna. E allora partiamo adesso con un po' di sondaggetti, vediamo di recuperarli. Eccolo qua. Allora, intanto c'è un dato Istat sull'occupazione. A febbraio 2024 rispetto al mese precedente aumentano gli occupati e i disoccupati mentre diminuiscono gli inattivi. L'occupazione cresce più 0,2 pari a più 41.000 unità tra gli uomini, i maggiori di 24 anni e i dipendenti permanenti, cala invece tra le donne, i 15-24 anni, dipendenti a termine e gli autonomi. Quindi la buona notizia, ma mettiamola pure in condivisione, Davide, se tecnicamente è possibile, perché so che si erano bloccate anche le macchine. Allora, la notizia buona, oltre più 0,2, 41.000 lavoratori in più, che sono aumentati i dipendenti a tempo indeterminato, i dipendenti permanenti. Aumentano le persone in cerca di lavoro, anche qui la lettura ognuno la interpreta. Quando, me lo ricordo bene, Matteo Renzi varò il Job Act, a un certo punto ci fu un forte... funzionò all'inizio, praticamente un posto di lavoro veniva a costare alla collettività un'infinità di soldi, perché questo è un mio riassunto brutale. Praticamente veniva dati soldi a Confindustria, a quelli che pagano il vostro amico Cruciani, tanto per intendersi, e voi tutti che lo bevete Confindustria, se vi va bene così. E dicevo, copriva di soldi Confindustria, che allora poi, bontà loro, assumevano le persone, quindi sembrava ci fosse una ripresa. In realtà era un artifizio, era qualcosa che non reggeva, e accadde che a un certo punto diminuirono gli occupati e aumentarono coloro che erano in cerca di occupazione. E Matteo Renzi, me lo ricordo questo, in un'intervista disse: è perché il Job Act funziona e la gente cerca lavoro perché sa che c'è. Poi me lo ricordo che lo ribadì anche la meravigliosa Maria Elena Boschi. Allora, togliamo la condivisione. Allora, perfetto, ti ringrazio, e andiamo ad aprire il prossimo sondaggetto. Questo è realizzato, gli italiani e l'attualità, realizzato da Tecne SRL, committente RTI. Andiamo, allora. La guerra in Europa è un pericolo reale? Sì per il 65% degli interpellati, no per il 19%, non sa il 16%. Diciamo che l'opinione di Tusk è abbastanza condivisa. Togliamo condivisione e tac, tac. Allora, qui è un film, Davide, è un testo sacro,
il Renato Pozzetto, il TAC, in un'intervista. Pozzetto, credo, non Ponzoni, Pozzetto disse che quella battuta, questo è il ragazzo di Campagna, mi sembra, perché io non sono un grande appassionato di quel cinema lì, nonostante le mie umili origini, sono un raffineto del cinema, però quello lì resta un capolavoro, anche se è un film un po' di grana grossa. E lo sapete, quando lui va in città e poi va a vivere in una specie non è un monolocale, è di meno. E allora lui, c'è questa scena meravigliosa, la trovate su YouTube, che è davvero. La facciamo vedere? Si può farla vedere o possiamo sentire? Facciamola sentire. Capolavoro, capolavoro. Tac. Grande, 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 ho avuto anche il piacere, quando eravamo a Radio Padania, di intervistarlo qualche volta, Renato Pozzetto, grande, anche molto disponibile, molto, cioè, lui, non solo per quelli della mia età, è leggenda. Lui Cocchi e Renato sono leggenda, ma è davvero bello vedere. Di solito poi è così, i grandi, i veri grandi, sono anche persone non semplici, ma sono disponibili, non se la tirano, ecco, per dire in linguaggio. E allora lui, in una intervista, rivelò che era un modo di dire di un ragazzo, di un cliente che andava a vederli quando si esibivano al cabaret. Tac. Allora, ancora un altro sondaggio, questo è sempre Tecne, sempre committente RT. Qui abbiamo i Partidos, Fratelli d'Italia è al 27,5, il PD è al 20,5, i 5 Stelle 15,6, Forza Italia 9,4, Lega 7,8, Verdi e Sinistra 4, Azione 3,6, Italia Viva 3,2, più Europa 3, altri 5,4. Perfetto. E direi con i sondaggi possiamo dirla conclusa. Fammi fare i convenevoli formulaici, dai. Allora, oggi proprio abbiamo mescolato le carte. Questi sono gli applausi per la meravigliosa sigla di Oltre la pagina, Yun Miyake, bossa nova, suonata e creata da un autore giapponese fantastico. Allora, siete in simultanea con Oltre la pagina di Radio Libertà, quando sono scoccate le 12:14, insieme a Super Davide, che oggi complimenti anche per l'inserimento sul tag, perché Davide è molto più giovane di me, ma evidentemente, vedete, quando le cose sono fantastiche le conoscono anche i ragazzi giovani come lui. Questo di Renato, ma Renato Pozzetto è eterno. Fra 300 anni noi saremo ancora qui a fare Oltre la pagina, un po' più vecchiotti. Ci sarà magari Davide sarà andato in pensione, ci saranno i ragazzi nati nel 2270 che mi metteranno tac. Allora, in simultanea, quando sono scoccate le 12:15, Davide e sottoscritto siamo sospesi a 92 metri sopra il livello del mare, con 26 gradi centigradi sopra lo zero interni, 15,8 invece esterni, sempre sopra lo zero ovviamente, 16,2 adesso, proprio stanno aumentando a vista d'occhio il caldo, 68% l'umidità, la pressione pari a 1019,9 millibar. L'abbraccio forte, 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 fortissimo, forte è rivolto ad Adriana Angela, alla signora Adriana Angela, alla signora Carmela, alla signora Clotilde. Nessuno
ha ancora indovinato la citazione metatelevisiva che c'è in questa presentazione. Amen. Come diceva quello, perle ai porci. Allora, domande da porci. Allora, andiamo avanti. Loro ci seguono, ma ci seguiscono anche, ammesso dalla sintassi, dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché Radio Libertà è una radiovisione. Chi si abbona a Radio Libertà campa oltre centenni. Meditate, gente, meditate. Naturalmente potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB, oppure auscultarci ovunque voi siate grazie alle applicazioni iOS e Android, con smartphone, iPhone, tablet, mini tablet, iPad, mini iPad. Alex, accendi Radio Libertà. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. E poi c'è Twitch, il social di ultima generazione, e poi c'è il profilo Facebook, che vi permette di orientarvi attraverso la programmazione di Radio Libertà, e infine c'è l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Davide, la giornata così emozionante mi ha fatto dimenticare che c'è anche Segui la Lega. Allora sai che c'è? Io faccio i genetriaci e poi chiudiamo con Segui la Lega, il nostro redazionale. Allora, genetriaci, ricorrenze e commemorazioni del 16° giorno di Germinale. Per tutti è un mese del calendario repubblicano, per tutti è un giovedì esoibe, 4 aprile, anno domini 2024, che dir si voglia. Il primo genetriaco è il leggendario Marcello Marchesi, anche lui milanese come Gualtiero, ma Gualtiero era della star della cucina, e lui invece è un scrittore, sceneggiatore, regista, umorista, e sua quella frase che credo conoscano tutti, perché ne fu fatta una serie di interminabili di libri che erano raccolta di aforismi. Anche le formiche nel loro piccolo si incazzano. E poi devo dire che Marcello Marchesi è una fonte di aforismi pazzesco. Ma andiamo avanti, perché poi c'è Marguerite Donadieu, ovvero Marguerite Duras, che ha preso, pensate, una nomination all'Oscar per la sceneggiatura di un film leggendario che io mi sono procurato, devo vedermelo prima o poi, Hiroshima Mon Amour. Lei è una scrittrice, Memorie di Adriano, se non ricordo male, e altre ancora, molto in voga, molto, molto di moda. La solitudine non la si trova, la si crea. Questa è una verità sacrosanta. E poi abbiamo un grande musicista, lui ha avuto 12 nomination per la colonna sonora, un solo Oscar, è Elmer Bernstein. A me piace ricordare, ma ce ne sono tante, perché sono molto affezionato anche al film di John Landish, Un lupo mannaro americano a Londra, quella parte bellissimo. Io l'ho fatto benissimo, in modo neanche proprio registrazione vocale. E poi questo anche lui è una figura leggendaria, questo è anche iconica, perché era lui il protagonista, il Norman Bates di Psycho, vale a dire Anthony Perkins. Poi ho scoperto che era bisessuale, ha rivelato in tarda età di essere bisessuale, chi se ne importa, però disse Norman Bates è l'Amleto dei film horror. Davvero, che Hitchcock non ha mai avuto, come Hitchcock e Kubrick non ha mai avuto un Oscar, mamma mia. E andiamo avanti. Un calciatore dalle mie parti, ha giocato nel Portogruaro negli anni che furono, Silvano Flaborea. E poi abbiamo un musicista molto amato, molto trasversale, tant'è che il co-direttore Giovanni Sallusti lo ha messo come sigla, ha usato un suo bellissimo pezzo che io non conoscevo, ma devo dire veramente bello, l'ha usato per la sigla di Liberamente. Sto parlando naturalmente di Francesco De Gregori.
le canzoni appartengono a tutti, anche a chi le ha scritte. Allora, sai cosa facciamo? Dunque, ho sentito Buonanotte Fiorellino l'altro giorno, quindi non vorrei ripetere. Si potrebbe mettere, non so se Rimmel o Davide, tu conosci De Gregori un po'. Cosa mettiamo? Rimmel. Eh, lo mettiamo eh, quando lasciamo, quando diamo a passare, prima di passare la parola a è tutto un magna magna. Un grande attore, io l'avevo apprezzato la prima volta che l'ho visto era nel film Priscilla, la regina del deserto, poi è diventato famoso perché fa la parte del cattivone in nel film, oddio, adesso ho un'amnesia, comunque lui è Hugo Weaving, un grande attore, tanto leggo britannico, a me sembrava fosse australiano. Il film è Matrix, lui è quella specie di agente con gli occhiali, col coso, gli occhiali da sole, eccetera. Poi un grande campione del motociclismo, un fegatoso, davvero, il coraggio era il suo pane, era perché adesso non corre più, ma comunque ha vinto 3 campionati del mondo, 2 in 125 e 1 in 250, era andato vicino anche con la 500. Loris Capirossi, grandissimo, grandissimo. Io non ho paura, ha detto, quando sei morto e basta, un fegatoso, come si dice. Poi bionda, occhi azzurri, bellissima, dizione perfetta, napoletana, Serena Autieri. Non che i napoletani non possono essere bellissimi, ma di solito ha proprio caratteri Serena Autieri, tedeschi, germanici, nordici, non te l'aspetti, anche se poi guardiamo il giocatore della Lazio, Ciro Immobile, quindi luoghi comuni. E chiudiamo con un grandissimo attore, il secondo caso di Oscar postumo, se non ricordo male, Heath Ledger, che vinse l'Oscar per la sua memorabile interpretazione del Joker nel secondo, se non sbaglio, Batman di Nolan, ma ha regalato anche altre interpretazioni memorabili. Ce lo ricordiamo anche come nella parte di Ennis del Mar, nei segreti di Brokeback Mountain. E direi che con i genetriaci possiamo concludere. Adesso, tra poco, vediamo di regalarvi, di donarvi il Segui la Lega. Un attimo che c'è bisogno di qualche istante. Partiamo con Segui la Lega, perché qui abbiamo avuto dei mancamenti. Partiamo con Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Allora, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, ma anche ammesso dalla sintassi, anche non lo fosse chi se ne importa, o prima che la Lega segua te alla Marciana. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare su questo sito? Per esempio scaricare l'opuscolo in PDF che vi elenca i progetti portati a termine dall'attuale governo grazie alla presenza della Lega. Siamo in una scatenata campagna elettorale, quindi se siete appassionati, sul cellulare l'avete lì, clic clac, tac, e ve lo potete leggere. Poi i calendari delle feste della Lega, e poi iscrivervi alla Lega Salvini Premier. È molto facile, molto semplice. Si versano 10 euro, o si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal, il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale, ma se di mezzo ci sono peste italiane, peste proprio, poste italiane, noi consigliamo ampi, profondi, anche un
pochettino un filin morbosi, insinuanti, gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti e a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io personalmente sono molto 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 inclusivo. La tessera Lega Salvini Premier. Il lato di autodeterminazione, la scelta di autodeterminazione civica, il 2 per 1000. Allora, nella vostra dichiarazione dei redditi scrivete D43 nel 2 per 1000, scelta libera che non ti costa nulla. Sono soldi nostri, lo Stato però fa il furbo, ma noi possiamo dirgli, possiamo indicargli dove spenderli, perlomeno quello almeno lo possiamo fare. E essendo questo un redazionale della Lega, noi naturalmente consigliamo l'indirizzo politico, la Lega appunto, di Domodossola, 4 i cavalieri dell'Apocalisse che vengono a prendervi, 3 il numero perfetto. E poi andiamo a chiudere con gli appuntamenti, con le apparizioni radio televisive con gli eroi della Lega e i suoi politici. Vediamo se ci sono aggiornamenti. Oggi il 4 abbiamo alle 14.30 All News su TGCOM 24 con Alberto Gusmeroli, che è il presidente della Commissione Attività Produttive, e alle 14.50 il presidente del gruppo Montecitorio dei deputati leghisti Riccardo Molinari a Tagadà alla 7.14.50, e sempre oggi alle 15 Paolo Borchia, europarlamentare, a All News a TGCOM 24. Questa sera invece, sempre nella giornata di oggi, a Radio Cusano TV alle ore 21 la senatrice Erika Stefani. Allora, facciamo così, Davide, la sigla di chiusura di Segui la Lega. Io già saluto adesso e poi dopo la sigla mandi De Gregori come avevamo concordato. Allora, tra qualche minuto arriva È tutto magna magna. Per quanto riguarda il sottoscritto, per oggi ho chiuso, quindi gracias a todos e miau. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici.